Buongiorno, buongiorno. Partiamo da un giallo internazionale che è approdato nel Vicentino e riguarda la scomparsa di una ereditiera, Ana Maria Henao. Era scomparsa a Madrid. L'ex marito in cella ha detto: cercatela a Vicenza, a Cogollo del Cengio in particolare. Vediamo il servizio di Luisa Bertini. Seconda giornata di ricerche oggi lungo la vecchia strada del Costo, zona impervia alle pendici dell'altopiano che resta transennata da ieri a seguito dell'ordinanza di chiusura firmata dal sindaco di Cogollo del Cengio su ordine della Polizia di Stato e su richiesta delle autorità spagnole. Ricerche delle autorità che sarebbero concentrate a ritrovare Ana Maria Henao, quarantenne di origini colombiane ma cittadina americana, scomparsa da Madrid nel febbraio scorso, il cui marito sarebbe stato arrestato in Florida. Le autorità ne sospetterebbero il presunto coinvolgimento nel possibile sequestro di persona e sparizione della moglie, da quanto si apprende dai canali di informazione internazionali. Vicenda che assume i contorni di un giallo internazionale in cui sono impegnati a setacciare la zona, contraddistinta da una fitta boscaglia, gli uomini della squadra mobile di Vicenza, la polizia scientifica, gli agenti della polizia spagnola e i vigili del fuoco. Vicenda sulla quale gli inquirenti mantengono il massimo riservo, ricerche che fino ad ora non hanno dato esiti. E un giallo invece molto italiano, molto veneto, è quello del 18enne che è morto sulla Pontebana. Sarebbe stato investito da una o due auto. Porterebbe a questo l'autopsia eseguita nel pomeriggio sul corpo del ragazzo. È stata esclusa l'aggressione, l'ipotesi di reato potrebbe diventare presto quella di omicidio stradale. Nuovi accertamenti in vista sull'auto sequestrata già nella mattina di domenica, è quella di una infermiera che aveva proprio chiesto i soccorsi. Un punto fermo nel giallo della Pontebana è arrivato nel pomeriggio con l'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Il 18enne Cheikh Tidiane Bance, trovato morto domenica mattina all'alba sul ciglio della strada, non è stato vittima di un'aggressione né è stato scaricato da un'auto in corsa, magari al culmine di una lite. L'esame confermerebbe l'ipotesi finora prevalente dell'investimento da parte di una o al massimo due auto. Quella ferita profondissima alla testa, un pesante trauma cranico, è compatibile con l'urto contro un mezzo e non è escluso che nel momento dell'impatto il ragazzo fosse già disteso a terra o seduto, posizione che potrebbe giustificarsi con uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol o altre sostanze, ma su questo si dovrà attendere l'esito degli esami tossicologici. Resta il fatto che ci sono uno o più automobilisti che avrebbero travolto il giovane, di fatto uccidendolo. Con quale sequenza è tutto da chiarire. Anche per questo potrebbe complicarsi il quadro della donna, un'infermiera che per prima, accanto a un altro automobilista, ha lanciato l'allarme. La sua auto, che domenica mattina aveva la gomma anteriore destra a terra, è sotto sequestro e a questo punto sulla carrozzeria potrebbero essere disposti ulteriori accertamenti anche per trovare eventuali tracce non immediatamente visibili. La cautela resta però d'obbligo, con i carabinieri che continuano a visionare le immagini delle telecamere e contattare quegli automobilisti che prima del ritrovamento del giovane hanno percorso quel tratto. Si procede per cerchi concentrici, anche con ispezioni nei rispettivi domicili. Nulla viene lasciato al caso da parte dei carabinieri. Il giovane era uscito dall'Odissea da solo, come provato da alcuni video condivisi sui social, poi si era incamminato lungo la Pontebana. Tra la discoteca di Spresiano e il luogo del ritrovamento, a poche decine di metri dal Tamoil, in territorio di Nervesa della Battaglia, ci sono circa 4 chilometri di distanza. Per percorrerli ci vogliono almeno 50 minuti. Questo significa che il ragazzo può essere stato visto da diverse persone. Esclusi l'omicidio volontario e l'aggressione, nelle prossime ore il fascicolo aperto in procura, finora senza ipotesi di reato specifiche, potrebbe diventare di omicidio stradale per il momento, ma la sensazione è che sia ancora per poco a carico di ignoti. Servizio di Cristian Arboita. Adesso andiamo in diretta a Mestre da Ilaria Marchiori, perché continua a salire il livello del degrado, dello spaccio, degli sbandati che affollano questa città. Andiamo subito da Ilaria Marchiori e da Sandro Ponchio per la parte tecnica. Te Ilaria.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Villa Ceresa, dove eravamo già stati qualche mese fa per atti di vandalismo che si erano verificati proprio all'interno della struttura. Ora invece parliamo di bivacchi e di sbandati che diciamo dal tardo pomeriggio, poi per tutta la notte fino alle prime ore della mattinata si posizionano proprio qui, addirittura con tanto di materasso. Chi porta anche i propri cani, si cambiano, si vestono, in qualche modo cercano di lavarsi. Insomma, una situazione davvero al limite, e tra l'altro non è l'unica, perché sappiamo bene, l'abbiamo documentato anche con i nostri servizi nel corso di vari telegiornali, che non è appunto l'unica zona. Solamente ieri siamo stati in via Cappuccina per segnalazioni dei residenti, di tossicodipendenti che bivaccavano proprio davanti agli ingressi dei condomini. Ebbene, in realtà il Comune di Venezia dal canto suo si sta muovendo, e l'ha fatto proprio in questi giorni con l'operazione Oculus della polizia locale, in cui sono stati effettuati effettivamente vari sgomberi. Per esempio il primo nel parcheggio interrato del centro Zenit, poi ancora nell'ex ferrovia di via Miranese, che si trova poco distante da qui, e ancora poi sono stati chiusi gli accessi di un edificio abbandonato in via dei Mille. Però nonostante questo sembra che poi gli sbandati dopo poco ritornino, ed è proprio questo che i residenti, che hanno paura anche di farsi vedere davanti alle telecamere, stanno segnalando. Quindi dicono: la polizia locale effettivamente interviene, però poi gli sbandati tornano sul posto. L'assessore alla sicurezza comunale Elisabetta Pesce ha detto che nel caso in cui si ripresentassero eventuali nuove intrusioni dopo gli sgomberi effettuati dalla polizia locale, si risponderà in modo tempestivo per mandarli via un'altra volta. Però ovviamente qui si pone poi il problema anche della questione sociale, di dove queste persone possano o debbano andare per poter trovare un rifugio e un riparo. Insomma, una situazione che a Mestre sta proprio dilagando, e di cui i residenti non fanno che lamentarsi e soprattutto chiedere degli interventi definitivi. Ecco, questa è la situazione in generale. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori, e vediamo allora qual è la situazione in via Cappuccina. Ogni sera la stessa musica è qua, non cambia mai niente, arriva la polizia, loro vanno via, dopo quando va la polizia loro tornano di nuovo qua. E la storia si ripete, come in via Cappuccina a Mestre, dove un residente del condominio Bandiera lunedì sera ha segnalato, caricando la foto sulla app YouPol della Polizia di Stato, la presenza di un tossicodipendente seduto sui gradini d'ingresso con un bastone in mano. È stato arrestato più volte, dicono dal condominio, ma continua a girare da queste parti e in via Piave, perché qualcuno ogni tanto lo ospita. Dopo la rimozione delle impalcature che avevano creato una sorta di fortino per tossicodipendenti, pusher e sbandati, la situazione sembrava migliorata, ma non abbastanza evidentemente. Nonostante la situazione sia lievemente migliorata negli ultimi tempi, anche con l'installazione di telecamere di videosorveglianza, questa zona del condominio in via Cappuccina continua a essere rifugio per tossicodipendenti e sbandati. E i residenti hanno paura, soprattutto dopo la recente aggressione avvenuta in via Fogazzaro, dove un residente che ha cercato di mandare via alcuni sbandati che bivaccavano all'ingresso della palazzina è stato brutalmente aggredito. È un ritrovo che davanti qui ci sono i spacciatori di droga. Devi chiedere permesso se deve rientrare a casa, e con le pinze, perché non sai con chi hai a che fare. Si beve, si usano stupefacenti, droghe, tutte quelle robe là. Adesso sono là, vicino al negozio, e dopo sera si trasferiscono tutti qua. Perché è più riparato, anche più fresco? Più fresco, magari anche dormono qua, sai? Non hanno alloggio, non hanno niente, purtroppo. Polizia li manda via, dopo loro tornano di nuovo. Ed è stato identificato il senza tetto trovato senza vita in via Mortise, in un'area boschiva vicina a via Mortise a Padova. È
È di un romeno di 47 anni, il corpo senza vita ritrovato ieri in una zona boschiva tra via del Plebiscito e via Mortise a Padova. È stato identificato il clochard deceduto per cause naturali nella sua tenda tra i cespugli. Il corpo era stato ritrovato da un altro senza tetto che ha dato l'allarme, ma quando sono arrivati i soccorsi non c'era già più nulla da fare. Nessun segno di violenza sul corpo, la morte forse per gli stenti o per il caldo o per un malore. In questa torrida estate questa è la seconda morte di una persona che vive ai margini della società, un episodio simile a quello accaduto a fine luglio quando il corpo in avanzato stato di decomposizione di un clochard romeno di 49 anni era stato ritrovato tra le sterpaglie sotto il cavalcavia di via Chiesa Nuova, sempre a Padova, caduto lungo la discesa forse per un malore o per gli effetti dell'alcol. Sembra che il 47enne romeno, trovato morto ieri a Mortise, non stesse bene da qualche giorno, a riferirlo proprio il compagno di tenda che ieri lo ha ritrovato cadavere. Trovarsi in camera da letto i ladri è successo ieri a Postioma di Paese, ovviamente momenti di panico per i proprietari dell'abitazione. Cavoli, quando ho sentito trac, chiudere la porta ho detto Madonna, c'è qualcuno, ho urlato, è venuto fuori anche mio cognato. Ancora un furto in casa, è accaduto a Postioma di Paese in via Fratelli Bianchin poco dopo le 10 di ieri sera. Luigi Pavane e la moglie Morena erano in soggiorno dopo aver cenato quando hanno sentito il rumore dei ladri che si erano chiusi nella loro camera da letto. Ho sentito chiudere la porta della camera a chiave. Io ho preso un bastone perché pensavo che magari quando sono uscito erano già fuggiti dalla camera. Erano entrati dal retro dell'abitazione, dalla finestra che dà sulla campagna. E sono venuti dentro dalla finestra qui. Avevo lasciato un po' aperto perché la cagnolina non soffrisse. E così sono venuti dentro. Sono andati dentro e hanno preso quella roba che c'era sopra lì. I ladri hanno raffatto un portagioie sul comò e poi, probabilmente allarmati dalle grida del padrone di casa, sono fuggiti verso i campi, rubando poche cose, un orologio, un braccialetto, la fede nuziale della signora e poco altro. La bigiotteria gettata a terra sotto la finestra. A parte il valore affettivo della fede, il bottino è stato magro, ma questo non cambia molto per i coniugi che si sentono violati nell'intimità della propria casa. Avevo paura, sinceramente avevo paura. Ho preso un bastone ma non ho fatto niente. Purtroppo sì. Servizio di Marta Marangona. Andiamo a Venezia dove imperversano i borseggiatori. Siamo arrivati al punto che a denunciarne i reati e la presenza sono gli scatolettisti che sono un'altra parte, diciamo, dell'illegalità nella Serenissima. Adesso è arrivato un aggiornamento dai cittadini non distratti via chat, sentiamo cosa ti dice. Se c'è una pattuglia subito Elio Marin, ce n'è una sopra il ponte. Grazie. Mattinata di ronda a Venezia per stanare ladri e borseggiatori insieme a Monica Poli, consigliera di municipalità nonché portavoce dell'associazione Cittadini non distratti. Per tutti lei è Lady Pickpocket. Merceria, tutta zona borseggiatori, poi borseggiatori e borseggiatrici. Ecco, poi abbiamo in Calle Valaresso, Accademia. Commenta così l'aggressione subita giusto martedì 20 agosto in zona San Marco da Franco, dei cittadini non distratti, aggredito a colpi di botte di telefono alle mani per aver sventato un tentato furto. La violenza da parte di una borseggiatrice incinta con molti precedenti e per questo nota le forze dell'ordine. L'ennesima aggressione da parte di queste borseggiatrici sempre più violente e aggressivi, e non solo donne ma anche uomini. Lei stessa soltanto il giorno prima della citata aggressione, cioè lunedì 19 agosto, si è ritrovata ad essere una quasi vittima, riuscendo a scampare alle ombrellate punitive di questa borseggiatrice dopo che l'aveva sorpresa e bloccata sul ponte di Rialto mentre stava rubando dallo zainetto di una turista, come riporta il video giratoci da Monica Poli dopo liberatoria. Borseggiatrici e borseggiatori contro i quali ora si schierano anche gli scatolettisti. Sono anche loro a segnalarli a Lady Pickpocket. Perché nel momento in cui avviene il borseggio non si hanno i soldi per poter giocare alle scatolette. Esattamente, ne rimettono anche loro.
Servizio di Anna Maria Parisi. Sono scatenate le bande organizzate che depredano i negozi di biciclette di marca. L'ultimo colpo ad Azzano Decimo con un furto di 15 biciclette del valore di 100.000 euro. Andiamo subito da Oscar Costantini in diretta. Eccoci, allora grazie direttore per la linea, siete collegati in diretta con Azzano Decimo dove nel corso della notte è avvenuto questo furto di biciclette, una quindicina quelle del Pinarello più altre 5 di altre marche. Il totale del bottino si aggira intorno ai oltre 100.000 euro, oltre ai danni materiali. Il tutto è avvenuto nel giro di 180 secondi, il blitz si è materializzato, i ladri sono entrati con un furgone rubato a un imprenditore edile non tanto distante da qui, sono entrati, hanno sfondato come vedete quella piccola rete di recinzione, poi in retromarcia hanno sfondato il vetro e come detto hanno caricato velocemente le biciclette che erano esposte e da lì si sono dati poi alla fuga. In tutto è durato meno di 3 minuti. Il titolare è arrivato subito sul posto appena che è scattato l'allarme, ha trovato i carabinieri del radiomobile di Pordenone che avevano già avviato le indagini di polizia giudiziaria. Insomma, come detto, 100 e oltre 1.000 euro per quanto riguarda il danno materiale delle bici, oltre a quello che hanno lasciato poi i ladri al loro passaggio. Io prima di passare la linea nuovamente al direttore Baccialli lancerei, se pronto, il servizio con l'intervista proprio fatta qui pochi minuti fa al titolare della Pro Time 22. Il blitz in meno di 3 minuti, poco prima delle 3:30 di questa notte, no? Sì, alle 3:20 è scattato l'allarme, siamo corsi qua immediatamente, dopo i 5-6 minuti, tempo di arrivare, ma c'erano già qua le forze dell'ordine che ringrazio e niente, il danno era stato fatto. Sono entrati con un furgone dalla vetrata, hanno prelevato circa una ventina di bici e più tutti i danni delle bici che erano sotto le vetrate che adesso stiamo quantificando e basta. Senta, possiamo dire che oltre al danno materiale, oltre al danno del furto, insomma, a occhio siamo sui 300.000, no? No, Dio, dire quelle cifre là, no, spero proprio di no, però è un buon danno perché... Anche i danni provocati dal... Beh, sì, se mettiamo in conto un po' tutto, sono cifre molto enormi, insomma. Immaginiamo che è tutto coperto da assicurazione, questa è una cosa importante. Sì. Non si può aprire un'attività del genere senza un'assicurazione, mi pare il minimo, insomma. E da spirito friulano come lei è, insomma, si riparte subito perché oltre al danno bisogna continuare, la vita continua, no? È una frase fatta, però insomma... No, assolutamente sì, anche perché delle bici che mi ha portato via erano già state vendute, dovevano ritirarle, quindi bisogna subito ripartire e accontentare i clienti. Grazie a Omar Costantini della nostra redazione di Udine. Oggi in regia Andrea Basso e Tommaso Migotta. Andiamo a Bassano del Grappa in diretta da Alex Giuliano perché si stringe il cerchio attorno ai vandali che hanno danneggiato il Ponte Vecchio. A te Alex. Buongiorno direttore, dici bene, siamo sul Ponte Vecchio di Bassano in compagnia dell'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo e dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Viero. Perché proseguono le indagini, e ce lo spiegherà adesso l'assessore della polizia locale, per risalire ai colpevoli dell'atto vandalico che ha deturpato la balaustra in legno e la colonnina del Ponte Vecchio. Si è trattato dell'ennesimo atto vandalico, non è la prima volta che succede. Chiediamo subito come procedono le indagini e soprattutto cosa si può fare a questo punto per potenziare la sicurezza su quello che, lo ricordiamo, è un monumento nazionale. Allora, abbiamo telecamere, stiamo cercando di limitare il più possibile i tempi della verifica per capire come individuare l'eventuale responsabile o i responsabili. Cosa si può fare? Oltre a questo sicuramente si cercherà di aumentare il passaggio della polizia locale e non solo sul ponte, però questo non mi impedisce di chiedere, di raccomandare ai cittadini per bene
che amano il ponte di Bassano, e ce ne sono a migliaia al giorno, di passare osservando, se c'è qualche vandalo ignorante e stupido che si permette questo lusso di deturpare una cosa che è un bene per tutti. Quindi mi affido anche alla buona volontà delle persone per bene. Gli stupidi ci saranno sempre. Il nostro ponte merita qualcosa di più, merita anche l'attenzione delle persone oneste. Grazie. Assessore, le chiedo un'altra considerazione. Spesso abbiamo visto anche in passato che atti di questo tipo sono stati commessi da giovani, da minorenni. In questo caso cosa si può fare? Cercare di sensibilizzare di più, di lavorare sulla prevenzione e magari anche su un impegno nel sociale? Sicuramente il segnale va dato anche all'interno come dice lei, del sociale, all'interno delle scuole. Io mi aspetto di essere coinvolto dai vari referenti scolastici che avranno modo di coinvolgermi, e io opportunamente entrerò a parlare di sicurezza ma anche di senso civico e di legalità. Dunque, direttore, nuove telecamere, un potenziamento della sicurezza, diciamo che si sta un po' chiudendo il cerchio su quelli che sono i colpevoli di questo atto vandalico. Con l'assessore ai lavori pubblici invece Andrea Viero parliamo di ripristino, perché anche questa mattina tantissimi turisti a Bassano, lo vedete nelle immagini di Alessandro Costacurta, tanti vogliono vedere un ponte sempre impeccabile. Allora, premetto che sottoscrivo tutto quello che ha detto il collega Campagnolo sul tema della sicurezza, della gestione e soprattutto del fatto che i cittadini devono collaborare nella tutela di questo monumento nazionale. Dal punto di vista invece operativo è chiaro che bisogna avere un po' di pazienza, è un monumento nazionale che va tutelato e quindi anche un piccolo ripristino come quell'atto vandalico che abbiamo visto in questo momento richiede dei tempi tecnici abbastanza importanti. Ovvero è chiaro che come lavori pubblici abbiamo dato un incarico il nostro restauratore di fiducia, anche i consulenti interni ed esterni che abbiamo, progetto che va comunque sottoposto all'attenzione della soprintendenza che deve ovviamente vagliare tutto. Però è chiaro che la priorità è quella di sistemare il ponte il prima possibile, compatibilmente con quelli che sono i tempi anche di controllo e di verifica. Ricordiamo che questi poi si tratta di costi che si accolla il comune, ma sono costi della collettività, costi dei cittadini ogni volta che bisogna sistemare un danno. Allora, quello che spiace è che bisogna capire che questo monumento nazionale è un monumento di tutti, lo dice la parola stessa, monumento nazionale, è un monumento della collettività. Spiace vedere come con tanta leggerezza a volte si facciano questi atti vandalici su quello che è il simbolo della nostra città, il simbolo che tutti fanno conoscere nel mondo, la nostra amata Bassano. Vedere questi atti vandalici è chiaro che fa male, quindi un po' di coscienza da parte di tutti, la collaborazione da parte di tutti. Quando giustamente, come diceva il collega Campagnolo, vediamo qualche stupido che in qualche maniera danneggia o ha dei comportamenti anomali, per esempio biciclette infilate nella balaustra o persone che si appoggiano oppure si siedono, addirittura abbiamo immagini di persone che si siedono sopra la balaustra, tra l'altro anche con rischio personale di incolumità, collaboriamo, segnaliamo alla polizia locale che è qui vicino e prontamente arriva anche a sedare queste situazioni. Grazie all'assessore Viero, grazie all'assessore Campagnolo. Direttore, noi da Bassano ti restituiamo la linea. Bene, grazie molte. Dalla città degli Alpini andiamo a Verona, che da oggi a domenica è diventata la città degli scout. Per il loro raduno nazionale sono arrivati in 18.000. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani e Andrea Benetti per la parte tecnica. A te, Chiara. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega ci troviamo davanti alla stazione di Verona perché l'85% dei 18.000 capi scout che arriveranno e saranno a Verona fino a domenica hanno scelto proprio il treno, una scelta all'insegna del rispetto dell'ambiente e con un tema molto particolare scelto per questa 4 giorni che celebra tra l'altro il mezzo secolo di vita di Ageshi, fondata nel 1974, che è Generazione di felicità. Capi scout, cioè parliamo di 18, 20 anni, ma ad accoglierli e a preparare logisticamente, pensate si muovono 18.000 persone, quindi di cose da preparare ce ne sono davvero tante, sono gli adulti, ovvero il Masci. E allora ringraziamo Paola che arriva da San Donà di Piave, Luciano invece che arriva da Genova, che ci raccontano che cosa stanno facendo. Qui noi siamo a ridosso di un punto informativo dove gli scout che arrivano vengono accolti. Paola, solo questa mattina
mattina 2000 persone. Sì, anche più, diciamo, stanno arrivando con vari treni, sono qui, la bellezza è vederli entusiasti, noi siamo qui per accoglierli, per dare loro delle indicazioni, delle informazioni, le prime informazioni le indichiamo verso i loro sottocampi, e quindi la bellezza è proprio vedere l'entusiasmo che stanno per affrontare questi 4 giorni di route. Luciano, lei aspetta anche sua figlia, perché Scout si resta per sempre, Scout un po' si trabanda di generazione in generazione. Sì, abbiamo avuto la fortuna che i figli abbiano fatto la nostra scelta, che non è così determinante, però proprio generazioni di felicità, perché si inizia a generare felicità da quando si inizia piccolini, poi si riceve tanta felicità, si crea tanta felicità poi da adulti verso i ragazzi, quindi è proprio un motto importante per noi questo. Ecco, e appunto lo dicevo, il rispetto dell'ambiente è un po' il centro di queste giornate, ma anche poi uno stile di servizio, perché i ragazzi faranno esperienze, e sentite una curiosità un po' particolare, un menù che sarà proposto loro, che sarà vegetariano. Vegetariano è stata una scelta fatta apposta, appunto perché giustamente adesso dobbiamo anche guardare la propria salute, che è una delle cose più importanti, e poi penso che vada bene per tutti, quindi indifferentemente. Poi ci sono anche fatti dei menù speciali per chi ha dei problemi, però insomma la scelta è stata questa e penso sia stata importante per Che cosa augura a questi ragazzi, Luciano? Ma io gli auguro tanta felicità, nel senso, noi quando li accogliamo gli diciamo che sono i benvenuti, e gli auguro di vivere un'esperienza in maniera molto, diciamo, dissoluta, senza preoccuparsi dell'organizzazione, di tutto quello che speriamo di sollevarli noi in questo momento qua, fra masci, ex scout che danno una mano e adulti in generale. E quindi di fare una bella 4 giorni. Noi abbiamo sentito prima il presidente del Comitato Nazionale di Ageshi, Francesco Scoppola. Vi lascio l'intervista che abbiamo raccolto. Ringrazio Luciano, ringrazio Paola, e poi la linea può tornare allo studio. Sì, è uno scautismo che ha molto da dire, uno scautismo che non si presenta qui a Verona per festeggiare semplicemente un compleanno, quindi un'importante ricorrenza, ma uno scautismo che rilancia la propria proposta educativa, il proprio rapporto coi territori, il proprio metodo educativo dei giovani e delle giovani generazioni per i prossimi 50 anni e non solo. Ecco, camminare, fare fatica, stare insieme, imparare a rispettarsi l'un l'altro, alcuni dei pilastri del vostro essere scout. Sì, alcuni dei pilastri che partono da 2 cose fondamentalmente. Il primo, l'importanza della relazione. Il Covid ci ha insegnato a nostre spese quanto la relazione fosse mancante in quel periodo, e quindi la crescita della relazione. Dall'altro, l'idea del vivere, del riappropriarsi del creato, del territorio che abitiamo e della natura. Sono 2 pilastri che educativamente conducono a lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Ecco, tanti bambini iniziano insomma il vostro cammino, adesso è un cammino molto affascinante. È un cammino affascinante che, pur in un momento di profonda crisi della società in cui noi viviamo, vive ancora oggi di una sua centralità, perché rimette al centro i fondamentali, ripeto, la relazione, la cura del proprio corpo, la salute e forza fisica, il rapporto con la natura, il servizio del prossimo, cioè il pensare che accanto a me vi è sempre un fratello e una persona con cui io mi accompagno a vivere la vita. Ecco, 50 anni è anche l'occasione per fare un po' un bilancio di quello che è stato, ma per capire dove si vuole andare. Esatto, un bilancio che parte dalla grande scelta profetica di 50 anni fa, in cui uomini e donne hanno iniziato a camminare insieme, in una scelta che oggi può sembrare banale, che però ha molto di un valore profetico, e collocare sempre di più nei prossimi 50 anni la nostra associazione come un'associazione politica, cioè che si prende cura delle fragilità dei territori e che si impegna, rimboccandosi le maniche con un'immagine a noi molto cara, per renderli migliori, per aiutare le persone a vivere in un mondo che sia migliore. E dagli scout andiamo ai ladri che hanno messo a segno diversi colpi nel centro storico di Treviso negli ultimi tempi. In diretta Daniela Sizia con Francesca Pezzo per la parte tecnica. Te Daniela.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, come hai detto tu, siamo in uno degli esercizi pubblici che è stato preso di mira dai due malviventi che sono stati identificati dalla polizia e che nelle ultime settimane hanno davvero imperversato in città, hanno colpito il bar dell'ospedale di Treviso, il Racket Club di Adriano Panatta, insomma hanno colpito davvero dappertutto e sono entrati anche qui in questa gastronomia. Io sono insieme al titolare Alessandro Albertini. Intanto buongiorno. Buongiorno. Che è stato allertato dai vicini di casa, dai vicini di questo esercizio pubblico. Vi hanno chiamato? Esatto, uno dei nostri vicini, Paolo Zatta, con la collaborazione del cagnolino Rocco in realtà, che avendo appunto udito dei rumori sospetti ha svegliato Paolo, che è sceso e ha colto, diciamo, il furfante ancora che stava scappando da qui. Siamo molto contenti di sapere che la giustizia abbia fatto il suo decorso. Bene, insomma, speriamo che non capiti più. Ecco, quindi quando il vicino è arrivato c'era ancora il ladro che stava fuggendo. Esatto. Poi le videocamere, come abbiamo detto, hanno ripreso tutto in volto in modo molto chiaro il malintenzionato, e poi appunto abbiamo passato i video alla polizia e hanno fatto tutte le loro indagini che sono appunto sfociate positivamente nell'arresto. Ecco, fra l'altro, come in tantissimi casi rubano, ma non è tanto l'ingente, il bottino di quello che prendono, ma i danni che invece provocano entrando e facendo irruzione, giusto? Esatto, perché spaccano serramenti, insomma tutta una serie di cose che poi sono costose, oltre che delle gran seccature. Che cosa vi hanno portato via? Allora, degli apparecchi tecnologici, tablet, telefoni, non avendo trovato appunto nessun tipo di incasso, contante, eccetera. Ecco, avete pensato di potenziare maggiormente, oppure vi affidate ancora al vicino di casa e al cagnolino? No, diciamo che c'è anche un sistema di allarme che infatti è appunto suonato e abbiamo le videocamere, abbiamo l'allarme, insomma non penso ci sia bisogno di fare altro. Che cosa ha pensato quando ha sentito, insomma, che finalmente erano stati presi? Fra l'altro il vostro non era l'unico esercizio pubblico che è stato preso di mira. Esatto, questa è la seconda gastronomia colpita e tra l'altro a quanto pare la coppia di persone che collaboravano sono le stesse che hanno colpito anche l'altro. Quindi gli stessi che hanno visitato per 2 volte in 2 vostri negozi. Però mentre la prima volta hanno portato a casa qualcosa, noi subito, notando appunto l'episodio, abbiamo preso le contromisure necessarie. Infatti adesso non transitano più gli incassi nei punti vendita, vengono gestiti in modo diverso, quindi è questa la grande precauzione che abbiamo preso, tant'è che la seconda volta non hanno portato via niente, appunto, a parte i danni. Ecco, direttore, ovviamente queste sono zone che sono videosorvegliate, per cui insomma, come ha detto il titolare, erano stati ben ripresi anche in volto i 2 malviventi che sono stati ieri fermati dalla polizia. Direttore, qui da Treviso è tutto, io cedo nuovamente la linea a te. Grazie a Daniela Sizzia, Francesca Pezzo. E tra le incursioni dei ladri ce n'è stata una anche nel Racket Club di Adriano Panatta. Il primo, 30 anni, si trova agli arresti domiciliari, il secondo, un 43enne, ha l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice di Treviso ha così convalidato gli arresti di 2 uomini italiani autori di una serie di furti in città, da soli o in coppia, tutti ai danni di note attività commerciali. In particolare il 43enne era entrato con scasso anche all'Adriano Panatta Racket Club, il più esclusivo del capoluogo. Visitati anche la Spiga d'Oro, il dopolavoro di Via Benzi e il bar dell'ospedale al Cafoncello. Il solo 30enne, nonostante una misura di sorveglianza speciale, ha fatto irruzione poi al Sushi Z e all'istituto scolastico Turazza. È lui anche l'autore del furto alla gastronomia Le Papere di Borgo Cavour. Lo vedete nelle immagini della videosorveglianza mentre si impossessa di un tablet e alcuni cellulari dopo essersi introdotto da una finestra lungo via Mura di Sant'Eonisto. Nel complesso i raid avrebbero fruttato agli indagati diverse migliaia di euro, ma più consistenti sono stati i danni a infissi e serramenti. Sempre in materia di furti e lotta al degrado si terrà lunedì prossimo un sopralluogo del sindaco Mario Conte nel quadrante di Piazza Pio X, finito recentemente nel mirino. L'obiettivo dichiarato del primo cittadino è quello di raccogliere le segnalazioni e condividerle poi con prefettura e questura. Ufficializzata inoltre la data della manifestazione per la sicurezza in Piazza Aldo Moro il 20
20 ottobre. Abbiamo voluto creare questa giornata dove sindaci, istituzioni, cittadini, ma anche partite IVE, quindi anche l'associazione Oreca Ristoratori Veneti, ci si può trovare tutti insieme in piazza per un attimino fare due chiacchiere e fare il punto della situazione su questa emergenza reati predatori, truffe e danneggiamenti vari che vengono perpetrati tutti i giorni. L'associazione Furto in Corso quindi non sarà da sola, ma anche con ristoratori, baristi, istituzioni. Il messaggio vuole essere forte e chiaro. Facciamo vedere che ci teniamo alla sicurezza, dove chiederemo comunque più sicurezza e più controlli per le forze dell'ordine, e daremo anche il sostegno nostro a tutti insieme alle forze dell'ordine che fanno già tanto, ma che hanno bisogno del sostegno di tutti noi insieme per poter lavorare in serenità. Diamo una notizia dalla Nuova Venezia, la prima pagina del giornale online. Venezia palpeggia le clienti dell'ostello, arrestato ex marine di 21 anni. Il ragazzo era riuscito a entrare nella notte nelle stanze con una card della struttura, inseguito e bloccato dal padre di una ragazzina, deve restare in carcere. C'è stato un inseguimento rocambolesco nella bassa padovana, degli uomini sono fuggiti all'alta dei carabinieri e si sono sbarazzati della droga di cui erano in possesso e sono stati arrestati. Hanno intimato l'Alta, una Fiat Punto che è scappata a tutta velocità. È iniziato così 2 sere fa a Ospedaletto Euganeo un rocambolesco inseguimento lungo le strade della Bassa Padovana da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Este. 3 le persone nell'auto che durante la corsa si sono liberate di 2 panetti di un etto ciascuno di hashish. Percorsi 17 km ed entrati nella provincia di Verona, per la precisione a Roveredo di Guà, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Per 2 degli occupanti, cittadini marocchini di 35 e 19 anni, è scattato l'arresto. La terza persona, un marocchino 31enne, è stato denunciato. Servizio di Francesco Rattai. A Padova l'assessore Diego Bonavina ha ringraziato gli agenti della polizia locale per l'operazione che ha sottratto al mercato 75 kg di carne avariata. Ne approfitto innanzitutto per fare i complimenti a tutti gli agenti della polizia locale, perché lavorano continuamente per cercare di salvaguardare la sicurezza. E quando parlo di sicurezza non è solo sicurezza stradale o ambientale o altre cose, ma veramente la sicurezza, qualsiasi tipo di sicurezza per i nostri cittadini. Purtroppo ci sono delle persone che lavorano anche all'interno della nostra comunità senza avere proprio un minimo di rispetto delle condizioni igieniche minime per poter vivere un po' tranquillamente. Quindi ancora grandi complimenti agli agenti della polizia locale. Già le condizioni del furgone erano disastrose, con il cassone che era pieno di ruggine, ragnatele e quant'altro, e poi questa carne che era all'interno di sacchetti di nylon si presentava veramente, ma proprio solo alla vista. Prima parlavo che ovviamente dobbiamo fare le analisi, ma già alla vista e all'odore era qualcosa di veramente brutto, e quindi ripeto, bravi gli agenti che ci tranquillizzano, perché sapere che loro sono sulla strada assieme a tutte le altre forze dell'ordine, questo deve essere un motivo di tranquillità per noi. Continua ad essere un giallo la morte di Alex Marangon. Vediamo il titolo del Corriere del Veneto: i giallo dei curanderos spariti. Stando ai social e al loro avvocato sono tornati in Colombia. Questa mattina in televisione c'è stato l'amarezza da parte dei genitori di questo ragazzo ritrovato morto sul Piave, che hanno detto l'abbazia dovrebbe essere messa sotto sequestro, le prove sono state fatte scomparire, è assurdo che i curanderos siano all'estero e che non ci sia nessun provvedimento per farli tornare in Italia. Insomma, il dolore e la disperazione del padre e della madre di Alex Marangon. Si è conclusa in tragedia la ricerca di Simone Noal, il 39enne di Ponte nelle Alpi, direttore dell'Eurobricco di Belluno, scomparso da casa da 2 giorni. Sul corpo era stato recuperato ieri mattina in fondo a un canalone nella zona di Passo Valles.
Già ieri, già alle 9:05, chi lo conosceva bene al lavoro aveva avuto un brutto presentimento. Per Simone Noal anche solo 5 minuti di ritardo senza avvisare non erano una cosa normale. Noal, 39 anni, era il direttore dell'Eurobrico di Belluno. I colleghi hanno accolto sconvolti la notizia della sua morte e alcuni di loro non sono nemmeno riusciti a mettersi a lavorare. Ci aspettavamo fino all'ultimo, già da quando ieri mattina non era arrivato, che fosse niente di che fosse rimasto addormentato e così. Purtroppo quando abbiamo saputo che invece non si trovava, la famiglia non sapeva dove era, siamo rimasti un po' stravolti. Questa mattina è arrivata la stroncata finale che nessuno si aspettava, stavano pensando tutti il meglio e invece è finita nel peggiore dei modi. Simone era un direttore che ha creduto sempre in me, che ha creduto sempre in tutta la squadra, in tutto lo staff, in tutta la famiglia Eurobrico, e non possiamo solo che essere tristi per questo momento e essere vicino alla famiglia che ha perso comunque un figlio. Il corpo di Simone Noal è stato rinvenuto alle 7:40 di questa mattina in fondo a un canale nella zona di Cima Venegia, nei pressi di Passo Valles. L'autovettura dell'uomo era stata trovata in quella zona ieri sera alle 23:15 e lì quindi si erano concentrate le ricerche, anche con l'ausilio di droni, effettuate dai carabinieri delle stazioni di Falcade e Agordo, insieme a squadre del soccorso alpino della Valbioi e di Falcade, della Guardia di Finanza di Passorolle e Primiero, dei Vigili del Fuoco di Trento. Dopo una giornata di ricerche, le stesse erano state interrotte in tarda nottata dopo un ultimo sorvolo alle 2:30 di un elicottero di Trento Emergenza per riprendere dopo qualche ora alle prime luci dell'alba. È stato allora che il corpo è stato individuato grazie alla ricognizione di Falco 2, il secondo elicottero del 118 in forza all'ULSS 1 Dolomiti. Cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi, dove Noal viveva. Il sindaco Eliana Levorato, che oggi per motivi professionali era fuori città, ci ha voluto esprimere il più sincero cordoglio per la sua scomparsa. Un altro tragico incidente di montagna è costato la vita a questo nostro concittadino, ci ha detto. Ci stringiamo al dolore dei familiari. Giornata molto triste, anzi direi di più, doppiamente triste, sia per la giovane età di Simone Noal, sia per le modalità, questa escursione, questo incidente in montagna. Montagna che a volte tradisce. Montagna che a volte tradisce, quest'anno purtroppo abbiamo avuto più episodi, ritengo comunque che Simone fosse amante della montagna perché nel nostro territorio abitava alle pendici del Nevigal, quindi doppiamente triste. Servizio di Fabio Fioravanzi, adesso sentiamo Tiziana Bolognani su una messa al Capitello di Riogere e alle 16 e poi alle 20:30 nella sala della cultura del comune di Cortina d'Ampezzo la proiezione del film Marmolada 3 luglio 2022. Così la direzione generale dell'ULSS Dolomiti con il soccorso alpino veneto e la parrocchia di Cortina commemorano i 15 anni della tragedia di Falco in cui persero la vita i 4 componenti dell'equipaggio del SUEM 118. 15 anni sono passati da quel pomeriggio del 22 agosto, era un sabato e come accade sulle Dolomiti in estate, l'elicottero del SUEM 118 di Pieve di Cadore stava svolgendo la sua generosa e appassionata attività di soccorso. L'ultima missione, un volo di ricognizione sopra Riogere alle pendici del Monte Cristallo. C'era stato un forte temporale che aveva causato uno smottamento e si temeva per l'incolumità degli escursionisti che solitamente affollano quella zona. Dalla piazzola del Codivilla di Cortina Falco decollò alle 14:32 per dirigersi nella zona di Riogere. Gli ultimi contatti via radio vennero intrattenuti per poco meno di una mezz'ora. Poi fu un escursionista che si trovava poco distante a chiamare il 118 per riferire di avere sentito il rumore di un elicottero, poi un tonfo forte. Si saprà in seguito che la 109, l'elicottero in servizio per conto del SUEM 118 di Pieve di Cadore, precipitò dopo aver impattato i cavi di una linea di media tensione. Nel terribile incidente persero la vita il tecnico di
elisoccorso Stefano Da Forno, il pilota Dario De Felip, il medico anestesista Fabrizio Spaziani e il tecnico aeronautico del soccorso alpino Marco Zago. I loro nomi sono rimasti scolpiti per sempre sulla roccia delle nostre montagne, scrive il presidente della Regione Veneto, che dopo 15 anni sottolinea ancora una volta la necessità di varare una chiara norma nazionale sugli ostacoli al volo anche in territorio montano. E ora, aggiunge Luca Zaia, anche i droni sono incognite al lavoro dei professionisti del soccorso, che aggiungono pericoli a pericoli, mentre la sicurezza nasce dalla consapevolezza del singolo. È un atto di civiltà che deve essere alla base di tutta la società. Una Santa Messa alle 16 al Capitello di Rio Gere, poi a Cortina alle 20:30 nella Sala Comunale della Cultura la proiezione del film sulla tragedia della Marmolada. Così il 22 agosto l'ULSS Dolomiti con il Soccorso Alpino Veneto e la parrocchia di Cortina commemoreranno Stefano, Dario, Fabrizio e Marco, angeli in terra e in cielo, e si stringeranno alle loro famiglie, cui giungerà l'abbraccio di tutta la comunità che da decenni attende un segnale deciso dallo Stato perché tragedie come quella di 15 anni fa non accadano mai più. A Vicenza divieto di sosta per roulotte e camper di famiglie nomadi nella cosiddetta zona rossa. È stata firmata l'ordinanza. L'ordinanza, firmata dal sindaco Possamai, rinnova il divieto di sosta per roulotte e camper di famiglie nomadi. Divieto valido in tutte le vie, le piazze e i parcheggi dove la polizia locale ha riscontrato negli ultimi 15 mesi posteggi irregolari. Le zone interessate riguardano buona parte dei quartieri dell'area urbana, oltre a quelli di Maddalene e della Riviera Berica. Alla base del rinnovo del provvedimento il gran numero di interventi effettuati dalle pattuglie antidegrado della Polizia Locale nel periodo che va dal 30 aprile 2023 al 31 luglio 2024. Complessivamente, infatti, sono state 533 le uscite degli agenti in seguito alla presenza di mezzi di nomadi lungo le strade o nelle piazze comunali, e in ben 201 occasioni i controlli hanno portato all'accertamento di comportamenti illeciti e di situazioni di degrado urbano a carico dei nomadi destinatari del divieto. Numeri dei controlli in netta crescita, dunque, se paragonati con il precedente periodo di analisi che andava dal 30 settembre 2022 all'agosto del 2023, dove gli interventi della polizia locale sono stati 178 con 49 accertamenti positivi. Andiamo in diretta adesso a Cogollo del Cengio, dove ci sono Luisa Bertini e Simone Squarcina, perché si sta cercando il corpo di una ereditiera spagnola, la vedete in questa foto, Ana Maria Knednević Henao, che è sposata con un serbo che è stato arrestato dopo una intricata vicenda a Miami. Il marito avrebbe detto: cercate il suo corpo nel Vicentino. Luisa Bertini in diretta, grazie. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi siamo qui a Cogollo del Cengio, qui alle mie spalle è la zona transennata dove non possiamo entrare, quindi interdetta ovviamente a noi giornalisti, dove si stanno concentrando le ricerche di Anna Maria Henao. Ci troviamo, per la precisione, al terzo tornante della provinciale del Costo. Questa parte che vedete è l'antica strada del Costo, dove da ieri mattina si concentrano le ricerche appunto sulla donna scomparsa. Strada che resta transennata. Oggi c'è stato il rinnovo di questa ordinanza di chiusura firmata dal primo cittadino di Cogollo del Cengio. Al momento stanno cercando nella fitta boscaglia, che è proprio tipica qui della zona sotto l'altopiano, una vicenda che, come anticipavi, ha i contorni del giallo internazionale, perché gli uomini della squadra mobile di Vicenza sono impegnati ovviamente con la polizia scientifica, gli agenti anche della polizia spagnola, così come i vigili del fuoco e l'FBI. Ovviamente c'è il massimo riservo sulle ricerche e sulle motivazioni per cui anche si stia
stia cercando proprio qui. La donna scomparsa, appunto, Anna Maria Henao, quarantenne di origini colombiane ma cittadina americana, scomparsa da Madrid nel febbraio scorso, il cui marito è stato arrestato in Florida. Le autorità ne sospetterebbero il presunto coinvolgimento nel possibile sequestro della persona e della sparizione appunto della moglie. Noi siamo qui in attesa che esca anche qualcuno a fornirci qualche informazione in più. Per il momento restiamo qui sulla vecchia strada del Costo, mentre le ricerche vanno avanti ben più sotto, dove appunto non possiamo arrivare. Per il momento è tutto, direttore. Grazie molte a Luisa Bertini e a Simone Squarcina, davvero un giallo, uno dei tanti gialli di quest'estate in Veneto. Ci mancava solo la ricerca del corpo di una ereditiera, vedete il titolo del giornale di Vicenza, uccisa in Spagna e fatta sparire. Ripartite le ricerche di Henao, c'è anche l'FBI, come diceva Luisa Bertini, gli indizi che portano nel Vicentino. Andiamo a Bassano del Grappa. Per i PFAS a San Michele è stata organizzata una serata per chiarire la situazione e ricostruire quanto può essere accaduto in passato in questo quartiere bassanese. I PFAS sono presenti a San Michele, su questo non ci piove. Che poi non siano presenti nelle acque destinate al consumo umano o utilizzate in agricoltura, questo è un altro paio di maniche. Ma la vera domanda è: da dove arrivano le sostanze perfluoroalchiliche riscontrate nel quartiere bassanese? Secondo qualche residente, dalla lunga memoria e dall'esperienza altrettanto lunga, ci sarebbero stati dei movimenti sospetti nel corso degli anni che furono e qualche discarica potrebbe essere stata aperta, riempita e interrata, diventando nel corso dei decenni fonte di inquinamento. In nome dello sviluppo, 40-50 anni fa, quando si faceva un buco un po' ovunque, lo si riempiva con qualcosa. Adesso quel qualcosa magari non era sempre così gradevole. Quello che abbiamo fatto in quegli anni, in diverse zone si sta presentando il conto, e dove, se andiamo a cercarli, li troviamo un po' ovunque, insomma, non solo in Veneto, io credo un po' in tutte le zone sviluppate che avevano industrie, attività, eccetera. Quindi questa cosa va compresa fino in fondo. Questa è una delle ipotesi che verranno discusse nel corso di una serata in programma il 2 settembre nella sala Alpini e Donatori di San Michele, alla presenza di esperti di PFAS e consulenti di Legambiente, associazioni ambientaliste e pure qualche residente in grado di fornire informazioni preziose per ricostruire quel che può essere accaduto in zona nella seconda metà del secolo scorso. L'incontro è organizzato dai gruppi consiliari di Bassano per Tutti, Bassano Passione Comune e Il Momento e Partito Democratico. All'evento è stato invitato anche il sindaco Nicola Finco, al quale le opposizioni hanno chiesto l'attivazione di una commissione consiliare proprio per fare luce sulla situazione di San Michele. Ci siamo sentiti in questi giorni, devo dire in maniera anche molto tranquilla. Noi pensiamo che, pur essendo questa un'iniziativa portata avanti dai gruppi consigliari di opposizione, però è un'iniziativa rivolta alla cittadinanza e che soprattutto non è contro l'amministrazione, è un'iniziativa per informare, e l'amministrazione ha già detto e annunciato alcune attività che porrà in essere a settembre, un'occasione anche per discuterne insieme. Servizio di Ferdinando Garavello, vediamo la prima pagina del Corriere delle Alpi, il bando di riqualificazione nazionale, 8 comuni bellunesi in attesa di 5 milioni. I progetti promossi saranno finanziati non appena il governo metterà altri soldi. E al Servizio Igiene e Sanità Pubblica è stato comunicato un caso di tubercolosi in un membro del personale di un centro estivo nel territorio del distretto di Bassano dell'ULSS Pedemontana. In questi casi le linee guida per il controllo della tubercolosi nella regione del Veneto prevedono l'identificazione e la sorveglianza delle persone venute a contatto stretto di una persona malata di tubercolosi al fine di prevenire lo sviluppo di altri casi. Nel caso specifico, oltre agli altri contatti familiari, sono interessati circa una 60 di bambini e adolescenti che hanno frequentato il centro estivo con regolarità nei mesi di giugno e di luglio. Ai fini della
sorveglianza sanitaria, si legge in un comunicato, viene proposto di eseguire un test specifico attraverso il prelievo di sangue. Nel caso dei minori, questi saranno accompagnati da genitori. Non è necessario l'isolamento o altre forme precauzionali. Al momento non ci sono particolari motivi di allarme, sottolinea il direttore generale dell'ULSET, al di là della necessità di eseguire lo screening sui contatti della paziente. Inoltre tutti i genitori dei bambini sono già stati contattati, pertanto chi non dovesse aver ricevuto comunicazioni dal SISP non ha alcun motivo di preoccupazione. Andiamo in pubblicità un paio di minuti e poi torniamo subito con altri servizi, altri collegamenti e altre notizie tra poco. Pronti a difendere la legge sull'autonomia differenziata, se necessario, davanti alla Corte Costituzionale. Sono le parole del governatore Luca Zaia dopo la decisione della Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che ha impugnato la legge Calderoli avanti la consulta. Il capogruppo del Carroccio a Palazzo Ferrofini, Villanova, il presidente dell'intergruppo legalista Zaia, ha detto comico e grottesco. Referendum e ricorso alla Corte Costituzionale. C'è un doppio fronte di attacco all'autonomia e la Lega, con il centrodestra non proprio così unito, prepara le contromosse. Se di fronte alla richiesta di consultazione popolare, quorum di 500.000 firme già raggiunto, sarà quello di spiegare ai cittadini la bontà della riforma e predicare eventualmente l'astensione nel caso in cui il referendum passi, il Veneto si prepara a proteggere l'autonomia di fronte ai giudici del Palazzo della Consulta. Se necessario ci costituiremo in difesa della legge, tuona Luca Zaia in queste ore. E se la legge dovesse essere bocciata dalla Corte, ipotesi che ritengo assai improbabile, saremmo di fronte a una grave limitazione degli strumenti a disposizione dei nostri cittadini. Una violazione di un principio sancito chiaramente dalla Costituzione. Il casus belli è l'iniziativa della presidente pentastellata della regione Sardegna, Alessandra Todde, che ha deciso di impugnare l'autonomia di fronte alla Corte. Quello che veramente non funziona è che le regioni del nord sono state infrastrutturate negli ultimi decenni con i soldi di tutti i cittadini italiani, ha detto dopo aver formalizzato il ricorso alla consulta. Sono diventate regioni, continua, ricche e trainanti con l'aiuto di tutti, con i soldi dello Stato. Pensare adesso semplicemente di basarsi sulla spesa storica e quindi di consentire a queste regioni che hanno avuto di più, di spendere di più anche sulla base di quello che possono trattenere è una cosa ingiusta. La replica da Palazzo Balbi non si è fatta attendere. L'Italia osserva con perplessità la decisione della Presidente di una regione a statuto speciale che difende giustamente i propri privilegi, ma al contempo cerca di ostacolare i diritti sull'autonomia differenziata richiesti dal Veneto e da molte altre regioni a statuto ordinario, ribatte Zaia. Si vuole negare al Veneto il diritto di ottenere l'autonomia nonostante una legge approvata dal Parlamento e promulgata dopo un'attenta analisi da parte del Presidente della Repubblica? In tal caso il Veneto farà valere i propri diritti trovando lo strumento giuridico adeguato per partecipare a questo dibattito davanti alla Corte Costituzionale. Noi, conclude Zaia, non ci siamo mai permessi di interferire sulle questioni interne delle regioni a statuto speciale. Sono certo che il popolo sardo non condivide la posizione dell'esponente dei 5 Stelle, che appare come una forzatura politica contro una riforma di buon senso. Ancora più tranchant il capogruppo della Lega Liga Veneta a Palazzo Ferrofini, Alberto Villanova. Una presidente di regione a statuto speciale che impugna la legge sull'autonomia è al limite tra il comico e il grottesco, attacca. Prima di impedire alle altre regioni di raggiungere l'autonomia, dovrebbe rinunciare alla propria, se no ha veramente il sapore di una grossa presa in giro. Servizio di Nicola Zanetti, ne abbiamo parlato ovviamente ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto tra gli altri ospiti di Focus il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera. Che dire, penso siamo su scherzi a parte perché secondo me è incredibile, ma non è l'unica, perché poi ho sentito dei consiglieri regionali di altre regioni del sud, anche della Sicilia, a statuto speciale, che si stanno mobilitando per questo. Cioè, io dico, ha fatto benissimo Alberto, che è anche un amico, a dire, bene, rinunciate alla vostra autonomia. Se non la ritenete utile. E guardate, io ritengo, io sono uno che anche in Sardegna, come tutti noi, io penso ci andiamo, un popolo bellissimo, un'isola bellissima, si mangia benissimo, però diciamo a livello amministrativo mi sembra che siamo caduti nel ridicolo, perché se la Sardegna può mantenere tante le sue peculiarità,
è grazie al fatto che ha un'autonomia speciale molto forte, peraltro. Non dimentichiamoci quello che è avvenuto con le province in Sardegna, che le hanno ricostituite ad hoc. E che dire, a me sembra incredibile, io non so, io vorrei un dibattito con questa Presidente di Regione per capire con che senso può fare questo. Ma il senso è molto chiaro, il Veneto deve, e lei ha sempre quella bandiera da tanti giorni che ci ricordiamo, il Veneto deve essere spremuto per dare denari a chi non è in grado di gestirli, perché la Sardegna, che ha una peculiarità unica che è il turismo, perché effettivamente negli anni hanno chiuso l'industria primaria, il carbone, l'alluminio, ha una disoccupazione credo intorno al 25%, allora dovrebbe prendere i governanti di quella regione e fare un senso in mea culpa, o dobbiamo continuare dal Veneto a versare un disavanzo di quasi 15, 18, 20 miliardi a favore di questi tipi di governatori, perché non è il popolo sardo. Non è loro la colpa. Finisco un secondo. Non è il popolo sardo che è un popolo fiero che ci tiene alla propria autonomia. È chi li governa, liberamente eletto, attenzione, che fa queste affermazioni che secondo me sono, ripeto, sarebbero vergognose, ma le definisco da scherzi a parte perché altrimenti sono indefinibilili. Così Alessandro Manera ieri sera, andiamo adesso a Bassano del Grappa perché Alex Giuliano ha fatto un giro tra i banchetti che raccolgono le firme per l'abrogazione della legge sull'autonomia appena varata dal Parlamento e firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Autonomia differenziata sì, autonomia differenziata no. Prosegue l'attività di raccolta di firme del comitato contro l'autonomia differenziata in Veneto. Noi siamo venuti in centro a Bassano per chiedere direttamente ai cittadini cosa ne pensano e da che parte si schierano. Perché bisognerebbe votare sì a un'Italia unita, libera e giusta, quindi un referendum contro l'autonomia così come è stata proposta in Veneto? Ecco, la sua domanda è molto ben posta, nel senso che non è una contrarietà all'autonomia differenziata, che come tutti sappiamo è figlia di una riforma costituzionale, tra l'altro voluta proprio da un partito di sinistra a suo tempo. È sulla modalità con cui è stata fatta, è stata proposta, perché di fatto bypassa i due temi critici fondamentali che sono poi stati quelli che hanno consentito a questa riforma costituzionale di dormire un po', no? Per molti anni. Quali sono i due temi? La determinazione dei livelli essenziali di prestazione e il finanziamento del passaggio di consegne, diciamo. E questa legge in realtà, se uno la legge con un po' di attenzione, vede che regolamenta in maniera abbastanza puntuale le modalità con cui le regioni possono chiedere il trasferimento di competenze, ma su questi due punti che sono essenziali, cioè capire e deve essere lo Stato nazionale chiaramente che ti dice quali sono i livelli essenziali di prestazione e con quali soldi poi questa cosa verrebbe fatta, questi due temi vengono rinviati. Adesso spiegare questo punto di vista ai veneti, in questo caso ai bassanesi, è facile? Si è avuta una risposta notevole, evidentemente le persone riescono a distinguere. Certo, è chiaro che se noi parliamo di autonomia in senso molto generico, è come la battuta vuoi bene alla mamma, no? E quelli ti rispondono tutti di sì. Poi ci sarebbe da fare una battuta che a volte questa autonomia è un po' macchia di leopardo, se è vero che la Regione Veneta sta cercando di accollare al Ministero dei Trasporti il grosso problema del finanziamento della pedemontana, ma questa è tutta un'altra storia, insomma. Come giudica lei queste nuove raccolte di firme contro il referendum per l'autonomia? Beh, io lo considero una buffonata, per un semplice motivo. Dietro tutto quello che è scritto fuori, il cartello, però non c'è scritto chiaramente, è che si vorrebbe dare un nuovo giudizio sull'autonomia veneta facendo votare le altre regioni. E questo non solo è ridicolo, è una cosa un po' vigliacca, no? Non ci hanno mica chiesto in Sicilia, quando ho voluto l'autonomia, se le volevamo anche noi o cose di questo genere. E poi ho detto chiaramente anche a loro che la questione è semplice. Togliamo l'autonomia al Veneto perché è stata scritta male e poi è stata modificata ancora peggio,
quindi non voglio usare parole volgari, ma posso pensare com'è, ma alla fine questa autonomia serve ai veneti, non agli altri. E allora io ho detto, niente autonomia Veneto, mi sta anche bene. Niente Sicilia, niente Val d'Aosta, niente Trentino, niente Friuli. Tutti quanti senza. E questo era Alex Giuliano che ha raccolto questi pareri da Bassano pro e contro l'autonomia differenziata. Come vi abbiamo detto l'altro giorno, è partito anche in Veneto il movimento del generale Roberto Vannacci, acque agitate, reazioni abbastanza vivaci all'interno della Lega, tra queste quella durissima del consigliere regionale della Lega Marzio Favero. Vuol farsi il partito, se lo faccia, anzi ci fa una cortesia, ci saluta e credo che Salvini possa trovare di meglio. Francamente non mi importa nulla di quello che può fare Vannacci. Per me è stato un espediente utilizzato da Salvini per recuperare e rastremare su qualche voto che poteva servire alla Lega per tener botta in un momento di crisi, ma non ci vedo nulla di organico fra le posizioni del generale Vannacci e quelle che la Lega interpreta da oltre 30 anni. Il fascio di idee che dovrebbe stare alla base dei movimenti politici si è dissociato e quindi ci sono spazi anche per gli avventurieri tipo Vannacci. L'ala della Lega che il generale Roberto Vannacci non lo vuole sentire nemmeno nominare è ben rappresentata da Marzio Favero, uno di quelli che lo definisce un avventuriero della politica e che sul palco di Pontida il 6 ottobre non lo vede certo bene come ospite. Ma tant'è, Salvini è stato chiaro. Sul prato di Pontida ci sarà Roberto Vannacci, ci saranno i governatori della Lega, ci saranno i ministri della Lega e ci sarà Roberto Vannacci con la Lega, non con altri o con altri partiti. Peccato che il movimento Il Mondo al Contrario sia ormai pronto a diventare un partito, come confermato dai coordinatori territoriali, e che forte di un bacino potenziale di 72.000 voti, tanti quanti ne ha raccolto Vannacci alle europee soltanto in Veneto, stia allargando il suo sguardo. Si parla di strizzate d'occhio di Stefano Valdegambari, consigliere regionale del centrodestra, o di ex parlamentari leghisti come Vito Comencini. E molti sono già pronti a registrare l'imbarazzo dei leghisti veneti e del governatore Zaia quando dovranno trovarsi fianco a fianco con il generale davanti al popolo del Carroccio proprio a Pontida, visti i trascorsi non idilliaci di questi mesi. Per un veterano come Favero il problema è chiaro: l'ideologia alla base di Vannacci e del suo movimento è incompatibile con il partito fondato da Bossi. Il concetto di sovranità è un ferrovecchio, quindi Vannacci nel momento in cui richiama un'idea della nazione univocista, perché la sua polemica con la Enogu si lega a questa visione francamente stantia e ridicola che per essere italiani bisogna avere un certo colore della pelle. Il generale Vannacci che pensa che ci sia una patria da difendere quando la patria che dovremmo difendere si chiama Europa e forse mondo intero. E dovremmo difenderla contro tutti quei maledetti maniaci dei nazionalismi che ci hanno riportato a vivere una nuova guerra sul suolo europeo. Il sovranismo stesso è per noi forse un espediente, o lo è stato, per avere degli interlocutori a livello europeo, ma non può essere una soluzione organica per un movimento che è post-sovranista. Perché qualunque partito federalista non può che ritenere superato il concetto di sovranità nazionale. E Favero lancia una stoccata anche a sinistra e centrosinistra come artefici involontari della creazione del personaggio Vannacci. Se qualcheduno a sinistra non avesse gridato al lupo quando Vannacci ha mandato fuori il suo libro, francamente di scarso interesse, probabilmente oggi non staremmo parlando del fenomeno Vannacci. Torniamo alla cronaca perché ci sono novità a quanto pare sulla morte del 18enne trovato cadavere sulla Pontebana. Torniamo in diretta da Daniela Sizia. A te Daniela.
Di nuovo buongiorno direttore, sì, una svolta che è arrivata oggi, in realtà insomma qualcosa si era saputo già nella giornata di ieri quando è stato eseguita l'autopsia sul corpo del 18enne del Burkina Faso trovato tra sabato e domenica lungo la Ponte Bana a Nervesa della Battaglia, trovato morto. Oggi è stata iscritta nel registro degli indagati ufficialmente per omicidio stradale l'infermiera che per prima aveva dato l'allarme alle forze dell'ordine e ai soccorritori quando erano arrivati là i carabinieri di Montebelluna e che avevano cristallizzato la zona raccogliendo tutti gli elementi. Avevano notato la ruota della vettura dell'infermiera che era completamente a terra, il che voleva dire che probabilmente aveva colpito il 18enne, ma si pensava che fosse già morto e che qualcuno l'avesse travolto. Evidentemente non è così, la donna è stata iscritta nel registro degli indagati, quindi molto probabilmente appunto a travolgere il giovane che probabilmente era seduto sul ciglio della strada, quindi già a terra magari per un malore o qualsiasi altro motivo era a terra, è stata probabilmente l'infermiera. Ci sono ora in corso accertamenti proprio in questo momento da parte dei carabinieri sull'auto della donna che è stata posta sotto sequestro e un giallo che aveva davvero lasciato tutti con il fiato sospeso. Un 18enne trovato morto sul ciglio, potete capire, si pensava anche a fosse un'aggressione, invece ieri l'autopsia ha detto no, è morto per un gravissimo trauma cranico e non aveva nessun'altra ferita sul corpo e quindi evidentemente non era stata un'aggressione ma era stato appunto travolto da un'auto. Poi c'era da capire se erano un'auto o più auto che l'avevano investito e oggi la svolta dal Tribunale di Treviso, iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale l'infermiera che per prima aveva dato l'allarme. Noi ieri avevamo detto che la situazione si stava complicando, effettivamente è stato così. Ora ovviamente ulteriori accertamenti per raccogliere altri elementi. Un incidente, lei si è fermata immediatamente, è rimasta sempre lì durante i soccorsi, è rimasta sempre lì quando sono arrivate le forze dell'ordine e probabilmente anche lei pensava di averlo sì forse colpito ma che fosse già morto e probabilmente questa non era la realtà. Il giovane era seduto, difficile anche da vedere con lo scuro, lui fra l'altro era vestito anche di nero, quindi difficile da vedere, però purtroppo potrebbe essere stata proprio lei ad averlo travolto ed ucciso. Ora sarà da capire perché si trovasse lì lungo quella strada e perché fosse seduto. L'esame ieri sono stati anche eseguiti tutti gli esami tossicologici che si sapranno nel giro di qualche giorno, anche per cercare di ricostruire gli ultimi momenti di vita di questo sfortunato 18enne. Direttore, davvero tutto, io ti restituisco la linea. Grazie molto Daniela. Daniela Sizia con Francesca Pezzo per la parte tecnica. Adesso andiamo a Vittorio Veneto dove si cercano uomini e donne per rimpinguare gli organici della polizia locale, ma è difficile trovare dei vigili urbani e non solo in questo comune. Allora in questo caso si è deciso di togliere il tetto dell'età che finora era stato mantenuto. Andiamo in diretta da Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. A te Lucio. Permesso, buongiorno, sono dell'ufficio del sindaco di Vittorio Veneto, direttore, perché a 62 anni e comunque le cose stanno capitando, bisogna sempre mettere le mani avanti. Allora sono andato a vedere perché pare che qui prendono i vigili anche a 62 anni di età, vero sindaco? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, no, io penso che lei sia nelle condizioni psicofisiche per poter fare il bando, il concorso. Ecco, diciamo una cosa, tanto la cosa più difficile, voi avete cercato di venire avanti perché uno a 62 anni può fare 1 chilometro in 5 minuti, direttore, ce la facciamo in qualche maniera, quindi è la parte più, però dopo bisogna avere il diploma di scuola media superiore e poi cosa bisogna fare? Certo, insomma tutte le caratteristiche di idoneità psicofisiche, innanzitutto naturalmente ci sarà una commissione che vaglierà le caratteristiche della persona e insomma una preparazione, anche perché c'è una prova scritta e anche una prova orale da superare, ecco. Poi bisogna, se uno ha fatto il militare come me, deve presentare il fatto che ha fatto il militare, non l'obiettivo
di coscienza e che poi non ha problemi a utilizzare le armi. Questo è in linea di massima per chi vuole partecipare al concorso, però la filosofia qual è? La filosofia è naturalmente la carenza di polizia, di agenti di polizia municipale è un po' generalizzata in tutti i comuni, anche nel comune di Vittorio Veneto. Purtroppo c'è un forte turnover e quindi abbiamo l'esigenza di riuscire ad aumentare l'organico. Attualmente siamo sulle 15 unità, portarlo verso le 20, anche perché abbiamo il territorio molto vasto, siamo associati con il servizio al comune di Tarzo e Revine e quindi abbiamo assolutamente necessità di integrare con altre forze. Poi voi puntate molto alla presenza fisica, cioè al rapporto personale, perché conta di più la persona che non la macchina, e sto parlando degli autovelox, tanto per intenderci. Sì, no, assolutamente, i cittadini hanno l'esigenza di vedere gli agenti di polizia municipale girare in città e insomma noi cerchiamo di avere un approccio collaborativo con le persone e quindi abbiamo il territorio vastissimo, ripeto, il comune di Vittorio Veneto è il più esteso della provincia di Treviso, assieme poi a Tarzo e Revine, e quindi queste persone, questi agenti verranno insomma inviati con le biciclette, i motocicli e anche le automobili a girare per tutto il territorio. Poi volete portare avanti una sperimentazione che sta facendo già, mi pare, la municipalità di Mestre, cioè Venezia, cioè quella di poter avere della polizia municipale multietnica. Sì, questa è una cosa secondo me oggigiorno molto interessante, molto produttiva da un punto di vista che la realtà sociale sta cambiando. Quindi abbiamo cittadini provenienti da ogni parte del mondo e anche in situazioni di difficoltà molte volte vediamo che le baby gang sono formate sia da italiani ma da cittadini anche di seconda generazione ed extracomunitari, quindi abbiamo l'esigenza anche che il personale in servizio al comune abbia una visione un po' più ampia e multiculturale rispetto all'approccio anche di queste nuove persone. Insomma avrebbe un Petrosino anche a Vittorio Veneto. Sì, dai, però sarebbe molto interessante, so che a Mestre e Venezia l'hanno fatto, loro sono riusciti a avere all'interno del loro corpo di polizia municipale queste persone, quindi noi auspichiamo che anche insomma ci sia un interessamento rispetto a questa professione che, ripeto, è una professione qualificata e molto gratificante anche, però purtroppo ci sono sempre meno giovani che si avvicinano. Ecco, se uno vuole partecipare cosa deve fare? Domanda in carta da bollo, una PEC, cosa deve fare? Sicuramente sul nostro sito del comune c'è l'accesso online, si compila la domanda e si manda una semplice PEC e poi ci sono tutti i vari passaggi per accedere poi al concorso. Bene, allora io vado a vedere queste cose e intanto ti restituisco la linea, direttore. Grazie a Lucio Zanato e alla sindaca Balliana. In omaggio a tutti i vigili urbani di ieri e di oggi facciamo vedere Alberto Sordi, Pizzardone a Roma, in Piazza Venezia, in un famoso film, e qui è il vigile invece oggi. Ovviamente i vigili si sono evoluti e guardate che cosa succede a Roma, proprio c'è questo piedistallo che sale e porta più in alto il vigile urbano che a Piazza Venezia deve pure essere visto in mezzo al traffico, che qui non è il traffico che di solito si incontra nella capitale. Allora andiamo avanti con le Olimpiadi invernali del 2026, ci sono polemiche sui lavori, la Simico, la società che sta facendo le infrastrutture, parla di tempi rispettati, di opere che stanno andando avanti senza problemi. C'è un attacco invece molto duro di Flavio Tosi rispetto a una cabinovia che avrebbe delle difficoltà nella realizzazione con la regione. Dice Tosi che su questo e altro è in affanno. Sentiamo. Il rischio concreto è che a un anno e mezzo scarso dall'inizio delle Olimpiadi non si riesca più a fare questo impianto. Si poteva fare prima? Possibile che la Regione abbia perso quasi un anno e mezzo per formulare ai proponenti della nuova cabinovia Pollogno-Socrepe-Sacortina le obiezioni che al momento hanno fermato il progetto per gravi rischi geologici. Flavio Tosi, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia, interviene a muso duro sullo stop imposto dal Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale all'impianto da 127 milioni proposto da un partenariato pubblico-privato strategico per le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026 e che la Regione Veneto con delibera del 20 maggio ha definito di preminente interesse regionale. La proposta viene presentata nel settembre del 23, una cabinovia ci vogliono
2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni a farla, questo insomma lo dicono i più grandi costruttori. Quindi insomma ci sarebbe stato 1 anno di tempo per la burocrazia al massimo e poi si doveva partire adesso al massimo con i cantieri. Quello che accade è che a distanza di 1 anno, cioè adesso, la Regione con un parere via stronca l'impianto. E recuperare i tempi sarà difficilissimo, afferma Tosi, presumibilmente altri 4 mesi, dato che con la sospensiva i proponenti hanno fino a 120 giorni per rispondere. Cioè si arriverà a 1 anno dalle Olimpiadi con la cabinovia ancora da costruire. Il numero 1 degli azzurri in Veneto rincara la dose, guarda anche alla pista da bob che, afferma, se si riuscirà a realizzare sarà solo grazie all'iniziativa del ministro Salvini, oltre ai cantieri per le varianti. Quelle opere non saranno pronte per Olimpiadi, quindi vuol dire che quella sfida il Veneto l'ha affrontata male. Il punto è che ci si è mossi con grandissima lentezza, cioè una volta che si è avuta l'assegnazione della sede olimpica, e dopodiché si è dormito sonni tranquilli. La scelta è ottima, è stata la gestione che è stata pessima. Andiamo in pubblicità, ma state con noi, torniamo subito. È ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Verona-Vicenza che era stata interrotta il 31 luglio per i lavori della TAV, però si viaggerà regolarmente a partire dal 27. Stamattina 5 minuti di ritardo, ma per il resto tutto a posto. Sì, nessun ritardo per adesso. Noi dobbiamo fare Vicenza-Milano e per ora non vedo nessun tipo di ritardo, quindi sembra tutto molto tranquillo. Tornata nuovamente in funzione la tratta ferroviaria Verona-Vicenza interessata dallo stop per consentire i lavori per la TAV. Completati gli interventi necessari all'attivazione di 2 nuovi tratti della linea ferroviaria esistente Milano-Venezia per 7 km complessivi di nuovo tracciato in variante tra Verona e Vicenza. La linea ferroviaria esistente tra le 2 città è stata quindi riaperta al traffico al termine dell'interruzione per realizzare le nuove infrastrutture che si estendono per 1,2 km tra Verona, Porta Vescovo e San Martino Buonalbergo e per 5,8 km tra Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore. La messa in servizio delle 2 varianti di tracciato costituisce una tappa nei lavori della tratta alta velocità, alta capacità Verona-Bivio-Vicenza, finanziata con fondi PNRR, poiché propedeutici alla costruzione dei nuovi binari. RFI fa sapere inoltre che la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Da martedì 27 agosto i treni percorreranno nuovamente l'intera linea a piena velocità. Torniamo sulle imprese dei lupi del Piave, così sono stati ribattezzati, i lupi che sono scesi probabilmente dal Cansiglio, sono arrivati sulla pianura della Marca Trevigiana e sono stati attimi di paura per una famiglia che hanno visto un lupo entrare nel giardino della loro abitazione e che ha afferrato il cagnolino e l'ha trascinato via. Sentiamo, rivediamo questo servizio. Noi eravamo qui seduti con la mia famiglia che dovevamo mangiare, ci avevano appena portato le pizze, avevamo il cancello aperto ovviamente, il cane era qui vicino a me, seduto, tranquillo, e all'improvviso l'abbiamo sentito urlare perché è arrivato il lupo, l'ha preso per il collo e se l'è portato via. Pochi istanti e la cena in famiglia sotto il portico di casa si trasforma in un incubo. Il lupo, entrato senza che nessuno se ne accorgesse, azzanna il cagnolino Alvin e lo porta via tra i latrati disperati. Il figlio maggiore cerca di inseguire il lupo, ma poi la famiglia spaventatissima si chiude in casa pensando che ormai non ci sia più nulla da fare per il cane, che invece poco dopo ricompare ferito alla porta e viene accolto in casa. Intanto il lupo si riaffaccia sul giardino. Abbiamo chiuso tutto, abbiamo portato via anche il mangiare pensando che ci potesse riprendere, e invece è rimasto fuori, ha fatto il giro, ha guardato, poi è andato via. Però andando via si è portato via un gatto perché non mi è più tornato a casa e l'abbiamo comunque sentito piangere. L'ennesima apparizione del lupo, non si sa se sia sempre lo stesso o un nuovo esemplare più aggressivo di quello zoppo segnalato da settimane, è ancora sulle Grave del Piave, a Spresiano, sulla strada dei Murazzi, una via in mezzo alla campagna particolarmente amata da chi va a passeggiare o fare jogging nella natura. Dopo l'aggressione i proprietari hanno chiamato i carabinieri ed il centro di recupero provinciale per segnalare
segnalare l'accaduto. Il cagnolino, medicato dal veterinario, ora sta meglio, resta però la paura. Ma dopo, a sangue freddo, pensandoci, se qui ci fosse stato un bambino piccolo, il lupo non lo vedeva, lo portava via, aspettiamo cosa? Adesso stiamo iniziando veramente ad aver paura. Io ho 2 figli e hanno preso tanta paura. Fino a poco tempo fa si parlava degli anziani da soli durante il periodo estivo, perché i familiari andavano in vacanza, restavano da soli. Adesso, a prescindere dal periodo, gli anziani sono in solitudine. Pensate che oltre i 75 anni 1 su 2 vive senza nessun altro sostegno. Sentiamo. Si chiama solitudine e per tanti anziani rappresenta uno dei problemi più rilevanti della quotidianità. Quasi il 50% degli anziani over 75 vive in Veneto da solo. I dati sono stati raccolti dalla SPCGIL che lancia l'allarme. Parliamo di 300.000 persone che, soprattutto in queste settimane, rischiano di perdere i propri punti di riferimento, sia nelle città che si svuotano, sia nelle zone più isolate dove la solitudine è ancor più marcata durante tutto l'anno. Persone fragili, indifese, che fra l'altro rischiano di finire nel mirino di truffatori o ladri. I dati, provincia per provincia, sono sconfortanti. La situazione peggiore è quella di Belluno con il 51,48% di anziani soli, seguita da Rovigo con il 50,81%. Le province anche più piccole, ma sono anche le province che hanno le persone più anziane, anche con età più anziana, e tra l'altro che vivono in territori dove possiamo dire sono praticamente al di là dei capoluoghi tutte aree interne, quindi anche spesso sprovviste da servizi di prossimità. Non va meglio comunque nelle altre province, dove più o meno si attestano tutte tra il 47 e il 48%, un fenomeno che si accentua maggiormente durante l'estate e le festività come il Natale, anche se, dice, si tratta di una problematica che sta diventando sempre più quotidianità. Per alcuni anziani diventa impossibile andare a fare la spesa, continua Nicoletta Biancardi, perché il negozio sotto casa è chiuso. Può essere un'impresa anche recuperare i medicinali, per questo riteniamo necessario prevedere servizi a domicilio, ma anche trasporti dedicati a chi non può muoversi in macchina o con altri mezzi. Insomma, bisogna trovare delle soluzioni. Noi appunto con i nostri strumenti, ma assieme anche alle altre organizzazioni sindacali, quindi non lo facciamo solo da soli, ci muoviamo su più fronti, appunto quello della contrattazione sociale e territoriale che facciamo con i comuni, con tutti i comuni del Veneto, ma anche con la Regione Veneto, ma anche collaborando appunto con le associazioni di volontariato e culturali. Quindi cerchiamo di naturalmente innanzitutto di capire quali sono le problematiche, poi agire per trovare anche delle risposte concrete. Non solo, ma diventa fondamentale stimolare una sorveglianza di vicinato, invitando le persone più giovani a relazionarsi con gli anziani soli che abitano nello stesso condominio o nella stessa via. Di solitudine, termina, si può morire. E chiudiamo con la notizia che ci ha dato poco fa Daniela Sizia, è stata pubblicata dal Gazzettino, indagata per omicidio stradale. L'infermiera che aveva chiamato i soccorsi sarebbe stata lei a investire il 18enne Sheikh quando era già a terra, era accaduto sulla Pontebana. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Andrea Basso e Tommaso Migot. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata, grazie.